Sono molto contento di avere in collegamento telefonico Antonietta De Lillo. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie a voi per avermi ospitato. Ciao cara. Ovviamente quando Raffaella Spizzichino mi ha segnalato il tuo film, mi sono andato a fare tutte le mie ricerche, ho letto il pressbook, L'occhio della gallina. Presentiamo quest'oggi il tuo film che è stato presentato alle giornate degli autori della Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Notti Veneziane in collaborazione con l'Isola di Edipo. Antonietta, come stai intanto? Molto bene, sono molto felice, Sì. però vorrei tanto che questo incubo finisse. E beh, le notti veneziane sono sempre toste, Antonietta. Red carpet fatto, red carpet, un po' di leggerezza. Fatto proiezione fatta, fatto tutto benissimo, ma non mi riferivo all'incubo di Venezia che per me è un piacere e un onore esserci, sono anche diciamo una frequentatrice, insomma sono stata parecchie volte a Venezia in qualità di giurata in concorso, in tutti, quindi mi sento un po' a casa. No? Certo. Parlo dell'incubo che racconto nel film. Nel film racconto un incubo che mi riguarda da oltre 20 anni, una storia kafkiana, una storia politica che secondo me riguarda tante altre persone e non solo del cinema. Sai che facciamo? Lo svisceriamo in FM, siamo a pochi secondi e abbiamo in diretta radio il brano di Annalisa, sinceramente parliamo anche del tuo incubo. Tua. È sinceramente tua, no? Ma sinceramente parliamo del prossimo ospite, Ivan Scinardo, già l'abbiamo presentata su Facebook, ma ripresentiamola perché altro tema importante, l'occhio della gallina, di cosa si parla e chi abbiamo in diretta telefonica. Intanto è un onore, Moni, avere oggi Antonietta De Lillo in collegamento con noi. Conosco i suoi esordi, intanto è una bravissima docente in scuole di cinema, ma ha iniziato la sua carriera come fotoreporter per diversi quotidiani e settimanali e oggi è alle giornate degli autori con il suo lavoro L'occhio della gallina, film che ha sceneggiato assieme a Laura Sabatino in collaborazione con Alice Mariani e prodotto da Mare Chiaro Film. Parlavi di incubo, un po' mi inquietava Antonietta, perché? Beh, perché il film è un mio autoritratto e certo non immaginavo nella vita di farmi un autoritratto, però l'ho dovuto fare perché racconta la storia mia di una carriera interrotta, cioè il momento in cui nel 2004 realizzo il mio miglior film, Il resto di niente, che viene mal distribuito, e per aver alzato il dito e detto questo film è mal distribuito, ma non lo dicevo io, lo dicevano gli esercenti, sono stata cacciata, diciamo, persona non gradita dal cinema, e tutto quello che ho fatto in questi anni l'ho fatto con grandi sacrifici, grandi forza di volontà, ma non ho mai più fatto un film di finzione, e questo credo che sia un grande peccato, non solo perché io mi sono sentita buttata via ingiustamente e anche non utilizzata, ma soprattutto anche gli spettatori. È come fare una bella scuola per i bambini e non metterci dentro i bambini. È vero, ma perché la gallina, Antonietta? La gallina perché la gallina vuol dire due cose, vuol dire un ricordo mio di bambina che ho scoperto che la gallina chiude l'occhio al contrario, e all'inizio non ci volevo credere, quindi pensavo che io stessi impazzendo, invece per fortuna è la gallina che chiude l'occhio al contrario e io stavo in buona salute. E l'occhio della gallina perché io spesso nei miei film agisco e penso in maniera paradossale e contraria, cioè nel senso che ad esempio sto facendo un autoritratto, ma in realtà è un film politico dove tutti si possono identificare. Faccio Il resto di niente, un film storico, mentre un film astorico, cioè ragiono sempre un po' al contrario.
Ma tutto questo non ha dei rischi? Una persona coraggiosa, cioè ritornare a parlare di un argomento molto forte. Allora, innanzitutto la storia è ancora in corso, però non si può campare con la paura, magari, la paura con la di paura. non... Io certo. penso che in questi anni è potuta succedere una storia così scandalosa come la mia, proprio perché sono stata circondata dalla paura e da un ragionamento al contrario, cioè i miei amici e colleghi è come dire, certo, se fai causa per cattiva distribuzione te lo sei cercato, ma stiamo scherzando? Cioè, hai assolutamente ragione, condivido in pieno. È bella la domanda che ti ha fatto Monia, Antonietta. Quanto ti sei sentita libera in questo film autobiografico? Sai, il vantaggio di essere stata, come tutte le cose, anche nelle cose più drammatiche, quando perdi tutto professionamente, voglio dire, sei libera, non so come dire. Sì, chiaro. Questo è un grande vantaggio. Detto questo, sono 20 anni che dico all'Istituto Luce e al Ministero: dialoghiamo, troviamo una via d'uscita, e sono 20 anni che mi viene rifiutato un dialogo, e questo ce lo dobbiamo chiedere, perché secondo me c'entra anche il fatto che sono donna. È anche questo. Perché secondo me a livello inconscio o a livello conscio c'è una situazione culturale per cui, come dire, tra uomini si trova un modo. Invece una donna che si permette di alzare un dito è proprio una cosa intollerabile. Sembrerebbe quasi una denuncia, quindi oppure puntare i riflettori su un argomento. Cosa sembrerebbe una denuncia? No, nel senso che comunque puntare i riflettori su un argomento abbastanza delicato, e quindi ecco, ritornando al discorso della libertà di averlo detto, perché poi hai attraversato questa paura, no? Questo muro, come vogliamo dire, questa montagna che era la paura, e adesso si ha la libertà di poterlo. Io devo dire la verità. Non parlavo più della paura che mi ha circondato in questi anni, quindi di persone distratte, di persone che non mi hanno visto, di persone che se sbaglio hanno attribuito al mio film un altro regista. Voglio dire, parlo più di una collettività che o per distrazione o per paura non mi ha visto e continua a non vedermi e a procurarmi delle censure invisibili. No, io ho la paura fino a un certo punto. Io sono una persona che quello che devo fare lo faccio, non è che lo faccio perché devo fare il cinema a tutti i costi, perché è giusto, perché il resto di niente era fatto con soldi pubblici, il pubblico lo voleva vedere, non aveva le copie, e trovavo giusto chiederle, e ho trovato ingiusto che non gliel'abbiamo dato. Ivan, proprio un'integrità che c'è della persona, che mi sembra di percepire anche di... Sono un po', conoscevo un po' la storia di Antonietta, sono un po' spiazzato, nel senso che ho apprezzato moltissimo i suoi lavori, la sua carriera, i tuoi esordi, Antonietta, nell'85 con Una casa in bilico, candidata ai Nastri d'Argento, poi sei ritornata nuovamente ai Nastri con Oggi insieme, domani anche. Ho una visione dei tuoi lavori filmici davvero importante, e questo ovviamente mi dispiace molto che tu sia stata costretta a scrivere questo biopic anche per denunciare un tuo malessere. Ma no, ecco, questo diciamo, per chi l'ha visto nel film non c'è rabbia, anzi c'è voglia di pacificazione, c'è anche un po' di ironia, perché l'ironia fa sempre bene, secondo me, nella vita, e c'è anche tanto cinema, nel senso che l'autoritratto stesso è frutto di una elaborazione cinematografica. Io penso che sì, mi dispiace per me, ed era importante mettere in fila la mia storia, perché ora non si può far finta di niente, ma la mia storia è significativa di tante altre storie, ma oserei dire che è significativa anche degli attuali decreti leggi che ci sono stati, cioè
si va verso una società dove in qualche modo non si censura una singola persona, ma si censurano proprio degli interi gruppi, delle categorie, e l'elite diventa sempre più arrogante e gestisce sempre di più un potere che non è un potere economico, è un potere politico, ma io direi che siamo di fronte a piccoli gruppi che in realtà occupano spazi pubblici. La scelta del casting. Ci fermiamo. Sì, pronto? Sì, la scelta del casting quindi è stata anche abbastanza oculata, abbastanza precisa e mirata comunque, no? Direi che stiamo parlando di un ritratto dove ho utilizzato tutte personaggi autentici a partire da me, da Maria De Medeiros, protagonista del Resto di Niente, alle mie 2 figlie, Carolina e Elisabetta. Tra le altre cose Elisabetta Giannini ha anche montato il film, e questo lo dico perché montare un film così è forse la parte più faticosa e creativa, e mi hanno tutti seguito qui a Venezia con grande affetto e devo dire che il film è stato accolto al di là dei contenuti, ma anche con grande apprezzamento cinematografico. Parliamone ancora su Facebook, passiamo alla musica perché veramente sta destando veramente tanta curiosità. Musica Radio In. Capita così. Capita così? Vediamo il trailer anche per comprendere meglio un po' proprio la tematica del film. Vengo investita, cado, come si usa dire, potevo morire, ma evidentemente non sono morta. Ho detto, ma sai che forse con i soldi dell'assicurazione, ho detto a Giorgio Magliulo, possiamo fare il nostro primo film. E così è successo, cioè è successo che i soldi dell'assicurazione non li abbiamo avuti, però abbiamo fatto il primo film. Un grande applauso per questi giovani che si stanno battendo per il loro film. Una casa in bilico. La signora Di Lillo, che mi piace molto perché è napoletano vero, senza nessuna retorica partenopea di moda. Daniela Ciancio per il film Il Resto di Niente. Ringrazio la regista Antonietta De Lillo che mi ha dato questa possibilità e tutti quelli che hanno lavorato con me in questo film travagliatissimo. Il film è stato fatto, il film è bello, l'Istituto Luce lo distribuisce con sole 20 copie, lei si lamenta di questo, giustamente, il regista, il suo figlio, ci ha buttato il sangue, l'ha visto partorire, si non lamenta... è solo il mio figlio, è il figlio di 107 attori, di una troupe, guardi, è figlio nostro stasera. È figlio nostro, benissimo, esatto. è figlio di tutta Italia. È un film. Beh. Veramente ero molto dispiaciuta, che tanta creatività, tanto impegno, un film che non si sapeva se nasceva o non nasceva, e che cosa succede? Lo facciamo, il film è uscito bene, le sale le vogliono e noi non glielo diamo. Non so, per me lo Stato è come mio padre, mi deve proteggere la cultura. Capito una cosa che è anche simile tra di noi, è che una donna è sempre più punita, e sei punita, ma veramente punita molti anni. Il fatto che Antonietta De Lillo non faccia più dei film di finzione dal 2004 è una grave perdita per la nostra cinematografia. Allora cerchi assolutamente come resistere, e io un po' grazie all'occhio della gallina ci sono riuscita perché ho fatto il ragionamento opposto. Io devo continuare a lavorare, io devo continuare ad esistere. Ho remato per 15 anni e forse anche di più controcorrente. Ed è... Pronto? Sì, aspetta. Anche se capita così. E capita così, abbiamo visto su Facebook il trailer di questo documentario Denuncia, cioè quanto è stata importante la famiglia in questo, perché il coinvolgimento delle figlie, del marito, comunque ti sono stati accanto, quindi si ritorna al concetto primordiale, la forza della famiglia. Per te quanto è stato importante?
Beh, insomma, il concetto primordiale è la forza della famiglia di una persona che non si è mai sposata e che ha 2 figli con 2 uomini diversi. Insomma, la famiglia per me è quella di Murgia, cioè quella che mi è stata intorno anche Alice Mariani. Diciamo che mi sono, se sono arrivata fin qui e ho reso pubbliche le mie ragioni, lo devo anche a tutte le persone e a tutta la famiglia allargata che mi ha sostenuto, certo. Anche e in primis le mie figlie. Certo, quindi coinvolte anche nel film, quindi chi più di loro poteva comprendere e capire, stando certamente sugli argomenti. È un argomento abbastanza... Ma sai, io con le mie figlie o con Maria De Medeiros o con gli altri non ho mai parlato. Hanno soltanto osservato e visto la mia vita. Io poi non è che sto tanto a lamentarmi, a parlarne, perché se no mi avvelenerei di cattiveria, di rabbia. Io questo non lo voglio fare, anzi, chi vede il film capirà che l'ultima cosa da fare è arrabbiarsi, bisogna essere gioiosi e felici e continuare a fare. È una ribellione dolce la mia. Beh, sì. La si percepirà certamente sì, vedendo anche il film, Ivan. Senti Antonietta, sì, sono curioso, tu tra l'altro nel 2007 hai fondato la Mare Chiaro Film, che è una società di produzione e distribuzione. Cosa stai immaginando dopo l'Isola di Edipo a Venezia per il tuo biopic? Allora, per il mio biopic sto immaginando di fare una distribuzione autonoma, perché 3-4 anni fa è stato a Venezia in concorso il signor Rothpeter, che ha vinto anche un Nastro d'Argento, e nessun piccolo festival italiano l'ha preso. Questo ce lo dice lunga su una forma di isolamento che in qualche modo mi ha circondato in questi anni. Ma questa volta invece devo anche dire che sull'Occhio della Gallina ho avuto delle pagine straordinarie di registi e di giornalisti straordinari, quindi che da una parte molti fanno finta che non esistono, alcuni e quelli di maggiore importanza mi vedono e come, quindi io confido in una società che riesca ad aprire gli occhi e a vedere non solo me ma soprattutto se stessi. Grazie veramente, noi, ci ha incuriosito tutto questo e comunque chi vuole vedere l'Occhio della Gallina ci segua con la Mare Chiaro Film e chi vuol vedere una cosa riuscirà a vederla. Assolutamente. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a Palermo, te. Antonietta. Ci servirà veramente da stimolo tutto questo. Ma voglia, una grande lezione di vita. Pubblicità, Ciao. Radio In, poi ci salutiamo, insomma, sì, commentiamo un po'.